anche Cercawi Lalami del Running Club Futura e Elias Mbaye e Negas Menghis, che sono tra gli atleti sicuramente di punta. Allora vi spieghiamo come funzionerà: ci saranno 16 giri in totale, 15 volate, ogni volata sarà eliminata saranno eliminati 2 atleti, quindi l'ultima volata si comporrà di 5 concorrenti, quindi 15 volate per eliminare 30 atleti, 2 atleti per ogni volata, e poi il 16° e conclusivo giro con una volata a 5 atleti. Se siamo pronti, Vincenzo, possiamo dare l'ok? Bene, meno 5, meno 4, meno 3, meno 2, meno 1, via! Partita questa prova under 35, la gara con i top atleti. Il prossimo giro verranno eliminati 15° e 16° atleta, faremo diciamo a metà percorso sostanzialmente, e si corre sempre più forte per non essere eliminati. Ce n'è uno solitario e poi l'atleta con la maglia arancione con il pettorale 1965, Cristiano Montico, per mantenere il contatto per la volata finale. È un atleta anche lì attardato il solitario, e quindi il 67 Luca La Monaca viene eliminato insieme al 64 per Gabriele Sinceri. Devi stare davanti adesso. Il giro diventa sempre più dura riuscire a stare nel gruppo dei primi. Ecco, ci sono diversi attardati. Ruteriano! Ecco che qua! A Lorenzo Certelli del Pentathlon e a Mattia Parisi, anche lui del Pentathlon. Sono in 5. Adesso con il 41 Simone Piperi è stato eliminato, e con il 63 ultimo giro, ultima volata finale. Cortesemente lasciamo spazio nel rettilineo finale, sarà una volata veramente importante dove dovrebbero essere presenti Pietro Leone, Matteo Smith, e poi Cercawi Lalami, Negas Menghis e Elias Mbaye. E allora, volatona finale, vediamo chi si aggiudicherà, ed è con il pettorale numero 19 Cercawi Lalami, che riesce a battere Pietro Leone, e terzo Elias Mbaye.